Siamo con coach Dario Rigo. Dario, abbiamo detto 1-2 che ha cominciato probabilmente con un pochino di timore reverenziale all'inizio, poi nel secondo tempo è venuto fuori un bel Valdagno, un Tiene forse con un po' più di passo, però i ragazzi non hanno meritato. No, sicuramente è stata una partita, il risultato non è quello che ha rispecchiato la partita. Diciamo che noi abbiamo pagato un po' lo scotto dell'inizio di questa avventura in A2 e quindi i ragazzi sono giovani e devono imparare che chi sbaglia meno vince le partite. E in questa partita qui il Tiene è stato bravo a sfruttare le occasioni che ha avuto e quindi si è trovato in vantaggio. Diciamo che la partita è stata in equilibrio fino al 2-1, 3-1, poi abbiamo subito subito il 4-1 su una disattenzione difensiva che ci sta, però abbiamo avuto anche le occasioni per ritornare in partita. Purtroppo sappiamo quanto è importante è realizzare le punizioni prima o i rigori, quindi diciamo che la differenza dobbiamo farla lì, dobbiamo migliorare lì e dobbiamo migliorare anche altri aspetti che sono quelli della tranquillità, di fare il nostro tipo di gioco e di migliorare giorno per giorno. Era la prima, sapevamo che giocavamo con una pretendente al titolo e di conseguenza nessun dramma, anzi andiamo avanti belli spediti per la nostra strada. Sì, buon lavoro, è un Valdagno che ha saputo dimostrare anche una bella presenza di pubblico, devo dire, per essere l'inizio della 2, quindi un grande in bocca al lupo, a presto, fino alla fine, forza Valdagno, grazie Dario. Grazie, grazie a voi.